Buonasera, buona domenica e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Le frecce tricolori a Catania in migliaia sul lungomare per assistere allo show della pattuglia acrobatica dell'aeronautica militare. Strage di Monreale, svolta nelle indagini, c'è un secondo fermato, si tratta dell'uomo alla guida della moto BMW che avrebbe partecipato alla strage e si è consegnato spontaneamente ai carabinieri. Domani a Mister Bianco nel Catanese l'ultimo saluto alla piccola Maria Rosa lanciata al terrazzo dalla madre, convalidato il fermo per la donna accusata di omicidio aggravato. La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta sulla videochiamata Nico Pannetta in carcere dal 2022 durante un evento alla Playa. Al nostro TG parla il legale del cantante neomelodico trovato in cella invece lo smartphone. Durante la trasmissione Il Punto, la testimonianza shock di Santino, il giovane che ha subito un grave tentativo di violenza sessuale nel carcere di Giarre. A cercare di sodomizzarlo altri due detenuti, uno di loro aveva partecipato allo stupro alla Villa Bellini. Calcio, il Palermo perde ancora a Rosanero, sconfitti per 2-1 sul campo del Cesena. Vittoria storica del Siracusa che dopo 6 anni ritorna in Serie C. Buonasera, ancora ben trovati. Apriamo il nostro telegiornale con lo spettacolo delle frecce tricolori a Catania in migliaia sul lungomare in piazza Franco Battiato per vedere il cielo colorarsi di verde, bianco e rosso, i colori della nostra bandiera per il volo acrobatico più famoso al mondo, il servizio di Orazio Longo. Tutti col naso all'insù, cuore, tecnica, passione, Catania capitale delle frecce tricolori. Per la prima volta l'airshow si è specchiato sul tratto di mare di rimpetto alla piazza Franco Battiato, che cantava gli uccelli, che aprono le ali, che scendono in picchiata e ascese velocissime, il brano che simbolicamente ha aperto la manifestazione prima dell'esecuzione dell'inno di Mameli. In migliaia presenti a ridosso della scogliera, in prima fila il sindaco di Catania Trantino, il ministro della protezione civile Musumeci, le autorità civili e militari. Incastonato tra la linea blu del mare e lo sfondo dell'Etna c'è anche il veliero Amerigo Vespucci. L'evento inaugura ufficialmente la stagione italiana delle manifestazioni aeronautiche. A organizzare la giornata l'Aeroclub Catania con il patrocinio dell'aeronautica militare del comune. Tanta attesa per il rombo delle frecce che arriva come clou dell'evento dopo il suggestivo passaggio dei Canadair, il volo acrobatico di Augusto Fonti, le esibizioni elicotteristiche e la manovra Renegade degli F-2000 Eurofighter, le coreografie mozzafiato che dipingono il cielo di verde, bianco e rosso. In molti hanno seguito attraverso internet, sulla Sicilia Web e gli schermi di Telecolor che ha trasmesso in diretta in esclusiva tutta la manifestazione. Al Villaggio Azzurro un'area tematica allestita con stand promozionali, un simulatore ludico delle frecce tricolori e gli spazi curati dal 41esimo Stormo di Sigonella. Adesso cambiamo decisamente argomento, ci occupiamo della strage di Monreale. C'è un secondo arresto, si chiama Samuel Acquisto e avrebbe partecipato alla sparatoria guidando inoltre la moto BMW nera vista da alcuni testimoni. Avrebbe detto a Calvaruso, l'altro arrestato, di sparare sulla folla. Il servizio di Marco Gullà. Si chiama Samuel Acquisto e ha 18 anni, il giovane fermato questa notte dai carabinieri accusato di essere il complice di Salvatore Calvaruso nella strage di Monreale. È residente anche lui allo Zen, si è consegnato lui stesso ai carabinieri accompagnato dal suo legale. Gli investigatori avevano già stretto il cerchio ed erano riusciti a risalire a lui avendo individuato il motociclo descritto dalle diverse testimonianze di chi era presente durante quei tragici momenti. Secondo la ricostruzione dei carabinieri c'era lui alla guida della moto BMW GS nera dalla quale il secondo assassino avrebbe fatto fuoco contro la folla. I filmati estrapolati dagli inquirenti lo immortalano alla guida della moto insieme alla comitiva di palermitani, lo riprendono nel corso dell'azione di fuoco e nella fase finale della fuga. Contro il presunto criminale le testimonianze di 8 persone che hanno riconosciuto nel ragazzo uno dei componenti del gruppo di palermitani che ha aperto il fuoco sulla folla. Acquisto avrebbe assistito Calvaruso durante le fasi
di azioni di fuoco compiendo atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità, si legge nel fermo. Acquisto avrebbe sparato e inoltre avrebbe anche suggerito a Calvaruso di mirare ad altezza uomo. Un'ulteriore conferma è arrivata dall'analisi dei tabulati del cellulare utilizzato dal 18enne fermato, da cui è emerso che si sarebbe trovato vicino alla piazza di Monreale poco prima dell'1:30 di quella notte. Inoltre Acquisto si è detto pentito per quanto accaduto, ma ha poi negato di aver avuto un ruolo nella sparatoria. Ha ammesso di guidare la moto poi trovata agli inquirenti, ma non ha voluto dire chi fosse il suo passeggero. Infine ha tentato di coprire Calvaruso dicendo di non averlo visto sui luoghi della strage. Le indagini dei carabinieri e della compagnia di Monreale proseguono dunque con l'obiettivo di ritrovare le armi utilizzate, che sarebbero almeno 2 stando al numero di colpi esplosi, e rintracciare gli altri complici, visto che, sulla base di quanto acquisito sinora dagli investigatori, nella sparatoria ci sarebbero altre persone coinvolte, i cui ruoli però devono essere ancora definiti. E domani a Mister Bianco ci saranno i funerali di Maria Rosa, la bimba di 7 mesi lanciata da un terrazzo, morta appunto per mano della madre. Proprio la madre è accusata di omicidio aggravato. Tonino De Mano. Fiori, peluche, pensierini. È un mini pellegrinaggio in via Marchese a Mister Bianco per la piccola Maria Rosa, la bimba di 7 mesi uccisa dalla madre che l'ha scagliata dal terrazzo di casa. Domani alle 16 nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, sempre a Mister Bianco, ci sarà l'ultimo abbraccio alla piccola per un dramma che ha sconvolto l'intera comunità. Una famiglia devastata dalla tragedia. C'è la mamma rinchiusa nel carcere catanese di Piazza Lanza ed accusata di omicidio aggravato, il padre che non riesce a darsi pace e un bimbo di 7 anni, testimone diretto e vittima in diretta. Mamma, che stai facendo? Sarebbero queste le parole del figlio rivolte alla mamma con in braccio la sorellina di 7 mesi. Il bambino avrebbe anche tentato di fermare, senza riuscirci, la quarantenne mamma nell'atto di mettere in pratica l'insano gesto. La donna ha ammesso tutto davanti al giudice nell'udienza di convalida dell'arresto. In uno stato di profonda disperazione ha affrontato un'ora di interrogatorio rispondendo a tutte le domande. La quarantenne avrebbe sofferto di depressione postpartum e, secondo il racconto dei familiari, da settembre scorso, da quando era nata la piccola Maria Rosa, non era stata mai lasciata da sola in casa. Accorgimento che, però, non è servito ad evitare la tragedia e quindi a salvare la piccola Maria Rosa. La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta sul caso della videochiamata a Nico Pandetta, rinchiuso nel carcere di Rossano Calabro. Al nostro TG parla il legale del cantante neomelodico. Il servizio. La telefonata c'è stata oppure no? Non sembra così banale la risposta secondo la legale di Nico Pandetta in merito al concerto One Day Music Festival del 1° maggio alla Playa di Catania, durante il quale il rapper Baby Gang, prima di cantare il brano italiano, si sarebbe collegato in videochiamata col trapper neomelodico catanese, nipote del boss Turi Cappello, detenuto nel carcere di Rossano Calabro per spaccio di sostanze stupefacenti. In cella gli agenti di polizia penitenziaria hanno trovato un telefonino, un fatto grave, ma che non per forza, spiega la legale, deve essere legato al concerto. Difficilmente questa chiamata è avvenuta. Basta guardare il viso di Pandetta, che è sempre fisso in questo sorriso, il modo in cui il rapper Baby Gang in qualche modo sottrae alla telecamera il video del telefonino. È ben possibile che si tratti di un video registrato. La Procura di Catania ha avviato accertamenti e presto si capirà cosa è successo veramente. Rimane però la questione dell'introduzione illegittima in carcere di mezzi per comunicare con l'esterno. Il fenomeno, sempre più frequente, avviene con metodi di volta in volta più sofisticati, come ad esempio l'utilizzo dei droni, spesso in strutture penitenziarie sovraffollate e strutturalmente datate. E adesso sentiamo la drammatica testimonianza di Santino, un nome di fantasia, un detenuto che ha subito un grave tentativo di violenza sessuale all'interno del carcere di Giarre. Nel tentativo di sodomizzarlo ci sarebbero stati altri 2 detenuti, tra questi anche un egiziano coinvolto nello stupro alla Villa Bellini. Sentiamo la trasmissione, il punto. Dove ti trovavi tu? Dove era? Qual era il carcere? Carcere di Giarre. Il carcere di Giarre, tu eri in carcere perché? Sono finito in carcere perché ho rubato 200 euro. Perché? Per drogarmi. Ero senza maglietta perché c'era troppo caldo
e in pratica sono entrati due, uno quello della Villa Bellini, uno era, e l'altro un rumeno, perché loro già un'ora prima già si hanno fatto la grappa, io ero coricato, non mi veglio, e loro hanno preso un legno del manico della scopa e hanno fatto questa cosa. Cosa hanno fatto? Poggiavano il legno del sedere. Io ci dicevo basta e ancora loro facevano questa cosa. E come sei riuscito a fermarli? Fermarli, che il mio compagno di stanza ha detto finita con queste cose. Poi loro si sono andati perché erano troppo ubriachi. Loro sono riusciti a portare a termine la loro violenza? Ci stavano tentando a portare questa cosa. Ma perché volevano farti del male? Non lo so, perché in pratica era più piccolo di là. Qualcuno che sta ascoltando ovviamente questa testimonianza si chiede: ma come fanno, diciamo, due detenuti di un'altra cella a entrare nella tua cella? Perché era a celle aperte, dalle 9 di mattina fino alle 6 di pomeriggio. Adesso cambiamo argomento, ci occupiamo di economia. La ripresa economica fa capolino in Sicilia, ma è subito messa a rischio da un altro dato. Secondo la CGIA di Mestre, l'isola sta perdendo forze lavoro soprattutto nelle aree interne. Entro il 2035 e questo fermerà addirittura le attività economiche. Il servizio di Manlio Viola. Mentre cresce il numero delle assunzioni previste e la richiesta di lavoratori, la Sicilia, invece di avviare la ripresa, inizia a perdere anche la propria forza lavoro. Entro 10 anni si rischia la desertificazione. È il risultato di uno studio della CGIA di Mestre che indica l'isola come una delle regioni maggiormente colpite dal fenomeno, che rischia di avere pesanti ripercussioni sull'economia e frenare la ripresa economica che sembrava sul punto di partire. Entro il 2035 la perdita di forza lavoro si attesterà quasi al 12%. L'Italia perderà nel complesso 3 milioni di persone in età lavorativa, ovvero fra 15 e 64 anni. Per il paese si tratta invece di un arretramento del 7,8%, ma il sud è quello che perde di più e la Sicilia mostra un calo della forza lavoro che si attesterà all'11,7%. Significa 354.000 lavoratori in meno nel 2035, ma con differenze importanti fra le province. Le perdite maggiori le avranno le aree interne, in particolare Caltanissetta ed Enna, con dati che fra loro sono sovrapponibili, il 17,6 a Caltanissetta e il 17,5 ad Enna. Le più esposte a rischi saranno le piccole imprese, soprattutto nel settore turistico, anche perché al sud esiste una inattività giovanile importante. I ragazzi insomma non lavorano e non approcciano il mondo del lavoro fino ad età molto adulta. Per contrastare il fenomeno serve ridurre il lavoro povero e quello precario per invogliare i giovani all'accesso precoce al mondo del lavoro e salvare welfare, pensioni e crescita economica. Adesso andiamo a Siracusa in festa per il patrocinio di Santa Lucia, che i siracusani chiamano Santa Lucia delle Quaglie. A mezzogiorno la breve processione in Piazza Duomo con il tradizionale volo dei colombi. Il servizio di Francesco Aloi. È la prima domenica di maggio, per i siracusani Santa Lucia delle Quaglie. Quando si affaccia al Duomo, lei trova sempre il suo popolo in festa. Una domenica di maggio a Santa Lucia godiamo di questo evento e stiamo vicini alla nostra Santa con tutto il nostro cuore. È sempre tanto emozionante. A maggio si ricorda il patrocinio, quando nel 1646 una nave carica di grano arrivò a Siracusa, decretando la fine della lunga carestia. A dare il messaggio alla città fu proprio un colombo che entrò al Duomo durante una celebrazione. Quella che poteva essere una speranza così diventò realtà, grazie all'intercessione di Lucia. Noi ogni anno ci vestiamo per rappresentare il miracolo del 1646 in devozione della Santa e per i cittadini siracusani affinché ricordano questa manifestazione. Una festa bellissima, le tradizioni si devono sempre mantenere e rispettare perché ci si sente migliore. In una calda piazza Duomo baciata dal sole ci sono i siracusani, ma come sempre anche tantissimi turisti. Sono di Gran Bretagna, di Leeds, la città di Leeds. Sì. È la prima volta che vede questa festa? Sì, è la prima volta, è molto impressionante. Sempre tanta l'attesa per il discorso che l'arcivescovo fa dal balcone centrale della sua residenza. Siamo molto addolorati per gli innumerevoli
Per tutta la settimana il simulacro sarà qui, nella chiesa di Santa Lucia all'Abbadia. Domenica prossima alle 18:30 il ritorno in cattedrale, con una processione per le vie di Ortigia. E adesso ci spostiamo ad Acireale, domenica di fiori e colori per la giornata conclusiva della Festa dei Fiori 2025. Il servizio. Macchine infiorate come grandi opere d'arte, istantanee di una domenica ricca di emozioni ad Acireale per il gran finale dell'edizione 2025 della Festa dei Fiori. Eventi culturali e musica dal vivo con le sfilate a tenere banco, volti di uomini, di animali, di personaggi di fantasia a raccontare la natura, il tempo che passa, la lotta contro le ingiustizie e contro gli abusi sul mondo. In Piazza Vigo, l'estemporanea d'arte di pittura e di scultura a cura dell'associazione KDM, un atelier a cielo aperto, al Palazzo del Turismo le fioriture gourmet, il mondo dei fiori edibili, con protagonisti la Jungle Farm e lo chef Sebi Sorbello, ambasciatore dei sapori antichi e innovativi quando la cucina incontra la poesia. Ma anche duelli epici con cavalieri, eroi e nobili dame con le storie senza tempo dell'Opera dei Pupi e poi concerti, sbandieratori, incontri, mostre mercato, raduno di auto storiche, un complesso di luci, colori e profumi realizzato tra le piazze e le vie di Acireale col barocco che fa da sponda al movimento dei carri dei maestri artigiani. L'evento è stato organizzato dalla Fondazione Carnevale di Acireale in sinergia con l'amministrazione comunale. Un momento di rinascita e condivisione, ha detto il presidente della Fondazione Carnevale di Acireale Giuseppe Sardo, dove la bellezza dei carri infiorati, l'arte, la musica e la partecipazione della nostra comunità si fondono in un'esperienza unica. E adesso il teatro chiude con l'attore catanese Pippo Pattavina la stagione di prosa del Garibaldi di Modica, in scena Il ratto delle Sabine. Ci racconta tutto Veronica Barbarino. Arrivato in questo paese la celebre compagnia teatrale diretta e sorretta dal commentatore Nicolino Trombone. Un ignorante capocomico teatrale, Nicolino Trombone, gira di paese in paese con la sua scalcinata compagnia in cerca di spettatori. Da un maestro di scuola elementare e aspirante drammaturgo riceverà il copione del dramma che dà il titolo all'intera commedia. È Il ratto delle Sabine, che chiude la stagione di prosa della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica con il maestro del Teatro Nazionale Dialettale Pippo Pattavina. Mi piace chiuderla in maniera molto comica. Regalo al pubblico, mi auguro, 2 ore di sano, purissimo divertimento, di grandissime risate. Come Scandapiego! Veterinario? No, Otorino. Ah, l'ho fatto Torino, non qua. No, esercito qua. Dottore delle Fosse al mare! Un classico del teatro comico incentrato su equivoci e malintesi, che non vuole veicolare nessun messaggio, ma semplicemente regalare puro divertimento e risate scandite da scenette esilaranti. È bello nella vita di un attore potersi trasformare, passare dal comico al drammatico o viceversa. Io sono un attore che ama questo tipo di esperienze. Una carriera in cui il gioco delle trasformazioni sprona coscienze o semplicemente diverte. Passo del personaggio del professore Agostino Toti, un vecchio professore quasi in età di pensione, a un emerito cretino, idiota, uno scimunito totale che cammina con la bombetta così con le orecchie a penzoloni e che ne combina di tutti i colori. Quindi mi auguro che il pubblico si diverta così come mi diverto io e un abbraccio grandissimo a tutti. Complimenti, sempre complimenti a Pippo Pattavina. Noi ci fermiamo per una piccola pausa, poi il calcio. Ancora ben trovati nella seconda parte del nostro telegiornale. Apriamo la pagina del calcio, cominciamo con la Serie B perché crisi per il Palermo che perde anche a Cesena e adesso rischia di perdere il treno play-off, il servizio di Marco Gulla. Notte fonda, il Palermo perde al Maruzzi contro il Cesena 2-1, saluta il sesto posto tornato al Catanzaro e adesso rischia anche di complicare la qualificazione ai playoff. Rosanero che hanno un solo punto di vantaggio sul Cesena che è nono e a 2 giornate dalla fine del campionato è davvero tutto possibile. Un Arachiri netto quello del Palermo, sconfitto meritatamente da un Cesena che ci ha sicuramente creduto di più rispetto alla formazione di Dionisi apparsa molle, senza idee e con poco carattere. Insomma il solito Palermo che sembra voler spaccare
tutto ma che poi puntualmente si scioglie come neve al sole. E anche al Manuzzi è stato così. Dionisi cambia formazione, out Brunori, Segre, Blen, c'è l'Eduaron con Verre e poi Poyampalo. Ritmi molto bassi all'inizio, il Palermo prova a fare la partita ma la manovra non è fluida, il Cesena si affida alle ripartenze. Gol intanto annullato all'Eduaron per fuorigioco, Saric, l'ex ci prova ma trova la risposta di Audero. Al 37esimo il vantaggio dei romagnoli, calcio d'angolo, Prestia la spizza e Calò, lasciato tutto solo da Ranocchia, impatta a rete, è 1-0. Il Palermo va all'arrembaggio e nei minuti finali si guadagna un calcio di rigore per questa mano di Celia. Poi Ampalo però si fa ipnotizzare da Klisman. Nell'azione successiva però arriva comunque il pareggio del Palermo, Ranocchia in mezzo, Pierozzi anticipa il portiere Cesenate e mette dentro la palla dell'1-1. Si va negli spogliatoi, ripresa, pronti via e arriva subito il gol del Cesena con Saric dopo la deviazione di Magnani. L'Eduaron ha un paio di occasioni per riprendere il match ma tira debolmente, poi Poyampalo a un passo dal pareggio, cross di Brunori e stacco imperioso del finlandese con la conclusione che finisce fuori di un soffio. Il Palermo ci riprova solo nel finale con Brunori su punizione ma non succede più nulla, 3 punti al Cesena e qualificazione ai playoff ancora tutta aperta. Adesso facciamo un salto di 2 categorie perché è festa a Siracusa, la squadra di calcio ha battuto per 3-1 l'Igea Virtus e dopo 6 anni accede alla Serie C ed è promossa. Il servizio. Anche il Leone in festa per la Serie C. Sì, grande Leone, grande Leone, sì dai! Il Siracusa in Serie C, adesso Serie B. Non esageriamo, piano godiamoci la Serie C. Un passo alla Sognare non costa nulla! A Siracusa è tutto colorato di azzurro, un pomeriggio di inizio maggio che resterà nella storia. 3-1 sull'Igea Virtus e dopo 6 anni è di nuovo Serie C. Trasferta vietata, ma i tifosi hanno seguito dal maxi schermo al De Simone. Finalmente si torna nel calcio che conta e speriamo di poter andare oltre la Serie C, però per adesso godiamoci la Serie C. Una stagione da veri leoni con un finale a 2 tra Reggina e Siracusa. Stagione partita con una sconfitta contro il Sambiase, anche se su calcio di rigore. Poi da ottobre la vetta e il primato che è durato fino alla fine. Bene, onestamente di questa partita non ci ho capito niente, però bene così, godiamocela. L'anno scorso i playoff vinti ma nulla, però quest'anno sul campo si torna in terza categoria. È sempre una cosa buona, non è una categoria alta, però siamo molto felici. In attesa del ritorno del Siracusa in città, la festa è al De Simone, tutti a sventolare sciarpe e bandiere. Non vedevamo l'ora, abbiamo tifato fino all'ultimo secondo, è stata una vittoria fantastica per tutti, grazie. E in serata tutti in piazza per gridare forza Siracusa, questa volta insieme ai giocatori. Complimenti anche al Siracusa, ci fermiamo, un'altra piccolissima pausa. Rientriamo in diretta, non ci sono ulteriori aggiornamenti, dunque il nostro telegiornale finisce qui, vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo un buon proseguimento di serata a tutti.